una femmina de miracolo de sa ventana, petulenti su muccatori gioiosa morta a sa gara, sa figlia la rendi di nara, mira mira questo lugore, in offese caseo anziana, ci pensiamo mi spaziai. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera e grazie anche per questa bella accoglienza che ogni volta ci regalate, quindi noi siamo molto felici di poter contribuire ad animare la parte dei festeggiamenti legati insomma alla festa popolare, alla tradizione, e quindi con Sardegna in Festa avremo modo insomma di entrare nel tessuto più profondo, visto che la puntata di oggi, questo lo dico a beneficio di chi ci segue da casa attraverso gli schermi di Sardegna 1, oggi Sardegna in Festa fa tappa a Fonni per un appuntamento molto importante che ha una storia antica che la lega fin dal XVII secolo al rapporto con la Madonna dei Martiri, ed è un rapporto estremamente intenso che oggi è stato vissuto con la celebrazione liturgica, con la grande processione che ha coinvolto praticamente tutto il paese, tanti fedeli, ed è stata un'occasione anche per vivere l'aspetto legato alla tradizione con lo spettacolo dell'abbigliamento popolare. Insomma, siamo proprio qui nel santuario della Madonna dei Martiri, un luogo che racconta anche molta della storia dello sviluppo di Fonni, lo sviluppo urbano, ma anche la storia secolare, visto che qui si è cominciato proprio con il convento, con la prima chiesa dedicata alla Trinità, e quindi con questo aspetto dal 1600 nel corso dei 100 anni successivi si è completato questo luogo sacro che oggi appunto ospita questa manifestazione. Quindi siamo davvero lieti di poter, come dire, essere presenti e festeggiare insieme alla comunità di Fonni. E stasera anche sul palcoscenico si parlerà molto di Fonni, perché cominceremo con una delle associazioni che si occupano di ballo popolare, e poi proseguiremo con il canto a tenore, con i cori polifonici. Ci saranno molti ospiti, insomma veramente una puntata molto intensa. Io vorrei iniziare subito con coloro che rappresentano anche iconograficamente nell'abbigliamento popolare i padroni di casa, un gruppo dei padroni di casa di Fonni, e cominciamo proprio con Sorossa e Monte, una delle associazioni che si dedicano al ballo popolare, e con il loro benvenuto, quindi l'applauso che noi gli possiamo dedicare mentre si schierano sul palcoscenico. Approfitto per dirvi una cosa che a me è molto cara. Io oggi torno a Fonni dopo tanti anni, avevo avuto occasione, insomma, già 20 anni fa, di proporre una trasmissione analoga a Sardegna in Festa, ma una delle cose che abbiamo vissuto con piacere, tutta la troupe, che abbiamo avuto occasione di immergerci da questa mattina qui a Fonni, abbiamo avuto una bellissima accoglienza, abbiamo visitato il paese, abbiamo documentato alcuni aspetti, alcuni scorci di questo luogo, ma vorrei fare un ringraziamento prima di iniziare a tutti i giovani della leva del 79 che si sono portati appresso questo carico di responsabilità e stanno conducendo molto bene queste giornate così intense di festa, e io a loro vorrei dedicare un applauso che vuol dire grazie di tutto, grazie dell'impegno, grazie della passione, grazie dell'ospitalità, grazie della fede, di tutto quello che avete dato alla vostra comunità, quindi grazie alla leva del 79. E adesso con questa associazione ben schierata, sono giovani insomma anche loro, e con la complicità dal punto di vista musicale all'organetto diatonico di Salvatore Loi, noi entreremo subito nell'ambito di quello che è il repertorio coreutico di questa comunità, ma dell'ambito della Sardegna centrale più in generale, e quindi con Sorossa e Monte e l'organetto di Salvatore Loi entriamo subito nel ballo, anzi più precisamente entriamo in Suballu Torrao.
E questa è
la proposta e l'occasione per entrare dentro il ballo di Fonni per la festa dei Sos Martires e quindi con il gruppo, l'associazione Sorrosa e Monte e con loro, visto che insomma parleremo a lungo di questa occasione di incontro che coinvolge tutta la comunità, anche perché la Madonna dei Martiri è coprotettrice insieme a San Giovanni Battista del paese di Fonni e poi tra l'altro nel 1947 si è rinnovato un po' il rapporto con la Madonna dei Martiri perché c'è stata l'incoronazione, quindi ancora una volta un'occasione di devozione intensa e le 4 giornate che appunto coinvolgono tutta la comunità lo manifestano e manifestano in pieno questa fede nei confronti della Madonna dei Martiri. Adesso ci fermiamo un attimo perché la nostra festa è anche una trasmissione televisiva e quindi in televisione noi vedremo qualche istante di pubblicità, ma diciamo naturalmente ai nostri telespettatori di seguirci ancora perché parleremo ancora di Fonni tra qualche istante e invece con voi proseguiamo subito, quindi pubblicità. Bene, bene, queste immagini bellissime e suggestive che poi voi che siete in piazza vedrete in televisione ci raccontano di questo luogo sacro della Madonna dei Martiri di Fonni e proprio ancora qui con Fonni noi avremo insomma occasione di ascoltare una formazione di canto a tenore, anzi concordu come meglio definire qui a Fonni, una formazione giovanissima che ha iniziato proprio attraverso una sorta di corso, di scuola all'interno del Concordu Gennargentu e loro ovviamente hanno subito colto questa bella passione, ma hanno colto anche la tecnica del canto perché con Giovanni Cualbu che è Savò e ci sarà anche Salvatore Gregu, Mesuoche, e poi ancora Matteo Muntone che è su bassu e Cristoforo Cualbu sa ontra e quindi loro oramai sono in formazione da 3-4 anni anche se pensate hanno dai 12 ai 15 anni quindi sono giovanissimi. Io sono molto felice di averli, cioè di essere qui a Fonni ma di averli anche nella mia trasmissione per la prima volta e quindi ci porteranno subito nel canto, ci sarà un canto che ci racconta insomma una boccanotte e poi un brevissimo ballusartiu e quindi avremo modo insomma di conoscere la suggestione del canto a tenore ma espressa dai giovanissimi del Concordu Sos Martires di Fonni. Avone gente meva, bene in gita, vai una vicina, se lontana. Li fa che s'avvicina, sa bella regina chi è sovrana. Sa grande crese undici fontana la lampraba Arbeneita. E tu sol forneso sa d'ognora la chiaman de sor martire Señor. La chiaman de sor martire Señor. E la chiamana de sor martire e tutto sol forneso sa d'ognora e tutto sol forneso sa d'ognora la chiaman de sor martire signora.
maliginta, suri sue suviginado, e cantano bene sammorato, ma che lui poca va spinta, ma morire da maliginta, suri sue suviginado, e cantano ma che lui poca va spinta, ma che lui poca va spinta, e morire maliginta, suri sue suviginado, e cantano ma che lui poca va spinta, ma che lui poca, ma che lui spinta, ma morire da maliginta, suri sue suviginado, e cantano bene sammorato, ma che poca va spinta, ma che lui poca va spinta, ma che lui poca va spinta. Io aspettavo un applauso più lungo, più caloroso, perché sono molto emozionati, devo dire, quindi è anche bello, insomma, che ci abbiano raccontato. Io ringrazio molto e faccio veramente tanti in bocca al lupo a questi giovani che stanno coltivando questa bella passione, questo bel patrimonio del canto a tenore. E a parte la emozione, siamo molto felici di avervi ascoltato e quindi grazie ancora. Vi possiamo augurare davvero tanta carriera, tanti concerti nel mondo a rappresentare il canto a tenore. Accomodatevi pure, ragazzi, così facciamo sistemare il palco, perché adesso ci sarà un bel movimento. Anzi, cominciamo proprio con questo bel movimento. Facciamo salire tutti i giovani di Fonni che hanno fatto parte della scuola, quindi un corso. Questa è una sorta di piccolo saggio che noi però abbiamo voluto portare anche questo all'interno, insomma, della nostra trasmissione, quindi offrire al pubblico in piazza questa occasione per stare insieme anche nella tradizione, soprattutto nel trasferimento della conoscenza degli aspetti del ballo popolare. Sistemiamoli pure, eccoli qua, che meraviglia questi bambini. Adesso si disporranno in più file, non sono un gruppo folcloristico, avremo anche il mini folk, però loro sono proprio la parte dei giovanissimi che dovranno sistemarsi, sono tanti, li facciamo andare veloci veloci così insomma si sistemano meglio, e quindi devo dire che avranno anche due accompagnamenti musicali differenti. Cominceranno con l'organetto diatonico, che sarà appunto Raffaele Dell'Area a suonare per loro, e poi l'armonica a bocca di Antonio Chilloci. Nel frattempo che si preparano, come abbiamo detto, questa è la conclusione di un corso della scuola di ballo, e loro sono davvero piccolissimi, dai 4 ai 15 anni addirittura col mini folk, quindi insomma c'è davvero, ci sono un po' tutte le età. Alcune di loro le abbiamo viste anche in processione, mi pare, oggi pomeriggio, vero? Hanno anche onorato la festa con la loro partecipazione. È tutto pronto, maestre? Ah, stanno salendo anche gli altri, eccoli qua. Oh, ma quanti sono? Beh, mi sapete dire quanti sono che hanno partecipato al corso? Una sessantina. Una sessantina, è fantastico, insomma, avete coinvolto davvero tutti. Senti, ma quanto è durato questo corso? Parte sempre da ottobre e finisce con le feste, quindi a giugno. A giugno, quindi insomma per questa occasione di festa. Quindi, ma voi avete imparato bene, sì? Sì, tu sì, sicuramente, vero? Non sei timida tu, no? No, e come ti chiami? Come ti chiami? Alessia che non è timida però, Alessia, eh? Allora, ci siamo, sono arrivati tutti. C'è anche il mini folk, sì? Ok, allora, praticamente adesso noi facciamo così, tanto vediamo il saggio, chiamiamolo così, poi passiamo subito al mini folk. Questo saggio mi pare che comprende un accenno di Ballo Torrao e Ballo Sartio, giusto? Eccoli qua. Allora, i ragazzi del saggio, la conclusione di questo corso sul Ballo Sardo.
Questo è il saggio della scuola di ballo popolare. Allora, intanto ti diamo subito un ricordo a nome dei ragazzi della Leva 79, quindi grazie infinite, accomodatevi pure. Passiamo dal saggio fino alla parte della scuola di ballo che però diventa il mini folk dell'associazione Ratallos, e quindi con loro noi entriamo proprio nel vivo di quello che è il laboratorio all'interno di questa associazione, che ha sempre piacere di trasferire appunto questa conoscenza. E tra l'altro, visto che manca anche un giovane, uno delle componenti del gruppo storico del gruppo Ratallos, appunto ballerà con il mini folk, proprio perché questo rapporto di vicinanza è sempre stato così intenso proprio dal primo momento in cui hanno frequentato appunto l'associazione. Per cui con loro avremo modo, intanto credo l'armonia bocca Antonio Chiloci e il ballo che avranno modo di fare su Ballusarti.
Questa era la proposta del mini folk, anche a loro naturalmente lo diamo a uno degli adulti del gruppo invece del Sorbratallos, diamo questo ricordo della leva 79 del comitato e con voi invece, cari amici che ci seguite da casa, ancora una volta è arrivato il momento di una piccola pausa per la pubblicità e quindi noi andiamo appunto in pubblicità, ma prepariamo il tutto per ospitare il coro femminile di Fonni, quindi a tra pochissimo. L'applauso che arriva da questo scenario così suggestivo, ma che bello che è questo posto. Poi con le luci, non so se Roberto De Martis avrà avuto occasione insomma di inquadrare questo luogo di fede, questo luogo sacro, ma che è anche il luogo dell'aggregazione, della socializzazione, dell'incontro della comunità fonnese e non solo in questo spazio appunto dominato dalla Basilica dei Martiri e non solo, perché poi insomma all'interno parleremo poi più avanti nel dettaglio insomma di tutte queste costruzioni e monumenti religiosi che sono qui nella piazza. A Fonni, che ospita insomma la festa dei Martiri, ospita la nostra trasmissione di Sardegna in Feste. Qui siamo nella versante settentrionale insomma delle pendici settentrionali del Gennargentu e siamo a 1000 metri di altitudine, quindi è il comune più in alto della nostra isola e infatti è un comune che ha vissuto con interesse particolare questo aspetto, questa peculiarità. E infatti tra le attività produttive vediamo intanto la bellezza, quella legata all'agroalimentare, quindi il pane, i dolci tipici della festa, i famosi biscotti savoiardi insomma di Fonni che sono una prelibatezza conosciuta ovunque, ma c'è anche una intensa, già dagli anni 70 evidentemente, una sviluppata e spiccata attività di tipo turistico, la cultura dell'accoglienza, insomma questo è un luogo di grande interesse per tutta una serie di aspetti. E stasera invece ci occuperemo molto di canti, tanti balli e canti con una formazione tutta al femminile che ha fatto questa trasposizione evidentemente delle quattro voci a cui siamo abituati, del tenore e del coro maschile, in questo caso invece i registri femminili, ed è una formazione che ha avuto occasione in questi 20 anni di attività, perché insomma proprio nel 96 è nato questo sodalizio, di attraversare proprio un repertorio intenso del canto popolare e non solo, e quindi di conseguenza partecipare a tante occasioni di incontro anche di carattere internazionale. Quindi adesso si stanno anche, immagino, preparando per festeggiare il ventennale, speriamo anche con una pubblicazione discografica, non so che cosa ci aspetterà, però certo è che da più di 10 anni oramai segue il coro Suveranu il maestro Gianni Garau e a lui gli vorrei rivolgere intanto un applauso che divido con tutte le voci femminili del coro Suveranu. E il direttore ha scelto proprio tutta una caratteristica particolare, ha studiato ciascuna delle voci proprio per ricercare quegli aspetti un po' più profondi di queste loro sonorità, per dare una ulteriore suggestione, per creare una sorta di ulteriore coinvolgimento. Quindi sarà bello e affascinante seguire il canto che ci hanno preparato, ed è un canto che ci riporta alla festa, alla tradizione, al ballo popolare. Infatti il canto si chiama proprio Ballo Torrau e intorno a questo festeggeremo con le voci femminili del coro Suveranu diretto dal maestro Gianni Garau. Domenica Manzano, computo sul giardino, provvedersi ervene costoi, onorato carano, da intro Esus, a tu no bello lì, ottenera viola, proite sola sola, sei gindo no giardino, Deuno li subiamo, Deuno li subiamo, dite che chi ti senza sapere,
Domenica Manzano, computo sul giardino, provvidersi e svele custoido, un'ora tu galano, da intro e susino, a tu nu bello lizzo partorido, otteneravi su coro campesino non conosca amore né te querennare sure in tutto sul giardino non battuno fiore che preferito so bella e delicata si sola stata con tu canto esti su padrono de onzi cristiani su coro capisino non conosce s'amore né te querennare sure creu in tutto sul giardino non battuno fiore che preferito su profumo meu so bella e delicata si sola stata con tu canto esti su padrono de onzi cristiano malo e bon Domenica Manzano, computo sul giardino, provvidersi erbe, un'ora tu galano, da intro e susino, a tu nu bello lì, E questo era il ballo che diventa però occasione di canto e diventa una piacevole occasione anche di tessitura musicale delle voci che bene appunto si, come dire, sovrappongono, si amalgamano e si raccontano in questa suggestione del canto. Quindi grazie ancora al Coro Suverano, grazie maestro Gianni Garau per il vostro canto e per il vostro impegno e in bocca al lupo per questa festa meravigliosa che farete, speriamo sia intensa, per i 20 anni di attività. Coro Suverano e noi andiamo anche in pubblicità, tanto così. Grazie, dico grazie perché voi che siete a casa non sapete, ma ormai il pubblico davvero è il nostro complice, nel senso che tutte le volte ci supporta e ci dà proprio l'occasione per aprire il blocco. Chi si fosse sintonizzato solo ora ovviamente scopre questa piazza molto bella, tutta illuminata per i festeggiamenti solenni in occasione della Madonna dei Martiri, organizzata dal comitato della Leva 79, ma tutta la comunità ha preso parte a questo allestimento e quindi con Fonni io prima ho detto appunto di questa occasione della montagna che diventa il luogo della accoglienza con la stazione sciistica di Bruncuspina, con l'accoglienza del Monte Spada, in quel versante che si affaccia vicino a Punta la Marmora, il luogo più alto della nostra isola con 1834 metri, insomma veramente un luogo di incanto. Io vi ho parlato anche di tanti prodotti dell'artigianato che sono diventati famosi un po' in tutta l'isola, quindi 4.000 e oltre persone di Fonni, molte di queste impegnate in questo settore e quindi giustamente noi abbiamo l'occasione nell'isola di presentare molti di questi prodotti che raccontano di questo territorio. Ma adesso da Fonni, quindi dalla Barbagia, ci spostiamo per un attimo in Logudoro, in un luogo a me
molto caro, perché pensate, io da 26 anni ho il piacere e poi anche, come dire, di condividere non solo il rapporto professionale della conduzione della rassegna internazionale del folklore dedicata allo storico Lorenzo Manconi, ma proprio il piacere dell'amicizia vera, quella autentica, quella che senti profondamente dentro di te. E questo rapporto è a Florinas, il gruppo è Figulinas e io li vorrei avere subito sul palco, questi bei giovani, insomma, che raccontano il loro paese con una passione davvero non comune. E invece la musica ce la raccontano Giuseppe Murru con la chitarra da sempre, un giovane, ma lui è da sempre che suona questo strumento. Giuseppe Cubeddu, organettista e fisarmonicista, e poi la voce che è anche il presidente del sodalizio, ed è Sandro Chessa, ed è la voce e l'anima anche musicale del gruppo. Con questi giovani, questi ragazzi, giovani, non tutti, perché Giuseppe non è che sia poi tanto giovane, ma loro gli altri sì, tutti gli altri sono giovani, e con loro noi avremo modo di entrare proprio nella festa del Logudoro con Boghe Chitarra e Fisarmonica, quindi questa introduzione del canto in re che fa parte dei canti della gara del canto logudorese, e poi naturalmente subito diventa ballo, diventa ballutundu, anzi diventa ballutundu fiolinesu con Florinas. Mamma e te bello mio, canti stanno cominciare, racconci tante comare, tutta spirito meu, sul ballo verdeo, bella comare mia, miuca! Zamura, i dinne pinza su bagno, i dinne pinza su bagno, albaiana neo cannu, albaiana neo cannu, albaiana neo cannu, balla la poncita dura, cantenni e da Zamura,
mi manca questa cosa, come da campare, questa cosa sui nari, Baiana, baiana bella, baiana, baiana bella, io le preso a ballare, a ballare a balludundo che su mezzo un terzo mondo, digiri 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 ne, e digiri 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 ne, digiri 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 ne, bella amore mia, mi comare mia, vertilata io, ma si torna in mano a mi giocare, come un momento di tempo cantare, mi non andare in allegria, comare mia, comare mia, vertilata io, digiri 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 ne, digiri 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 ne, comare mia, comare mia, digiri 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 ne. Sa collina manna, che n'amore, che n'aianna, che n'amoro, che n'aianna, che n'amoro, doron, 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 doron. Grazie. Gruppo Folk, associazione culturale Figulinas e naturalmente la parte musicale con Giuseppe Murru, Giuseppe Cubeddu, Sandro Chessa. L'appuntamento con loro sarà ad agosto perché faranno appunto quest'altro incontro di cultura popolare del mondo. E adesso, se avete piacere, facciamo ancora un applauso, così salutiamo loro e i nostri telespettatori perché andiamo in pubblicità. Oh, grazie ancora per questo calore che arriva dalla platea, dal pubblico. Sono tanti anche perché praticamente tutta la scalinata della chiesa è occupata dal pubblico, oltre che la platea con le sedie, quindi sono molto felice di avere tanta gente che condivide insomma la parte della festa. Oggi questa piazza era veramente animata da un aspetto profondo di devozione. Abbiamo avuto occasione insomma di vedere la processione, di assistere, avete visto anche in sigla, vi abbiamo fatto vedere alcuni passaggi. C'è un aspetto che è legato molto alla cultura popolare del luogo, sono i cavalieri, oltre 20 cavalieri che portano si stangiartu, che è praticamente lo stendardo raffigurante la Madonna dei Martiri ed è appunto portato in processione anche con delle corde che coinvolgono altri cavalieri, insomma un aspetto davvero molto molto bello e ci riporta anche all'abilità dei cavalieri perché hanno, come dire, condotto i loro nobili animali nel miglior modo possibile insieme al pubblico, quindi complimenti davvero ai tanti cavalieri che hanno appunto dato ulteriore solennità
alla processione. Ma adesso, tornando ai tanti canti che avremo modo di vivere insieme stasera, ce ne sono alcuni che fanno parte di un nuovo lavoro discografico, di un artista che è sempre in fermento. Lei è molto giovane, anche se oramai devo dire la sua carriera è ben profonda, radicata, però ha sempre questa voglia, insomma, di raccontare, quasi veramente un'esigenza dell'anima di continuare a raccontare i canti continuamente, di creare delle nuove collaborazioni. Insomma, veramente vulcanica questa artista che tutti amano e che io sono molto felice di ospitare, Maria Giovanna Cherchi. Maria Giovanna Cherchi, che bello riaverti, cara. Grazie. Buonasera a tutti. Ma come sei elegante. Bianca oggi, un po' freddino, sai. Che a Forni c'è sempre freddo perché in questa piazza sai vero, che sì. sotto c'è una sorta di fiume, insomma c'è dell'acqua che rinfresca molto bene, quindi anche in pieno agosto. Però è sempre... salutare. Assolutamente sì, però c'è il pubblico che ci riscalda molto È con gli vero, abbracci, è molto vero. generoso devo dire stasera. È vero, presente. Ecco qua, grazie, Come grazie sempre, davvero. Come sempre. Io mi sento a casa. Allora, io sono molto felice perché ancora una volta ci incrociamo con Maria Giovanna nel raccontare la sua musica, la sua voglia di raccontare musica e questa volta l'anima, quindi c'è proprio tutta la tua anima in questo lavoro discografico. Facciamolo vedere perché poi Massimo lo dovrà montare, quindi farà vedere insomma in primo piano questo lavoro che mi piace insomma promuoverlo. Tu naturalmente stasera ci canterai qualcosa di questo. Sì, certo, proprio la canzone che ha dato il titolo a questo nuovo lavoro, Anima, appunto, accompagnata dalla Black Soul, il coro gospel di Cagliari. Le voci che sentirete sono appunto di questi amici bravissimi che mi hanno aiutato a rendere Anima un pochino, diciamo, internazionale. E poi anche Sagrados Cantos, che è questo brano dedicato in qualche modo alla spiritualità dei sardi e un po' anche alla mia. E poi c'è un sagrato meraviglioso, Guarda, qui tutti i questa sardi immagine- amano, quindi proprio non potevi scegliere brano migliore. Sembra insomma. proprio un'apparizione. Sì, in realtà sì, Sì. perché abbiamo una proiezione della Madonna dei Martiri che Bellissimo. sembra davvero una apparizione. Sono molto felice di ascoltarti, anche perché poi tra l'altro questa collaborazione con il gospel è nata in uno dei tanti nostri incontri. È vero, mi pare, sì, tu sei quindi- sempre fautore di tanti alla fine mi fa molto incontri piacere anche questo. Allora, gioiosi. noi siamo pronti ad ascoltare la bella voce, ma soprattutto i nuovi lavori di Maria Giovanna Cherchi. Grazie. In s'amargura anima, in s'amargura anima, tu estes comente a mie, tu etasi mizzas a mie, a tie chi zuger surisu in
Rosinente a tunzu in tundu a mie bella gusta Padua no asada zucchero levios mammarzoschi ana con solo a mie bella gusta Padua in questo momento plena e armonia s'anima canta e canta canta e canta pro a tie sagrados cantos sono un valante in saverra mia paren che tanche lo schi o lana levios pro a tie perdiga solana adainantis a mie Ozza sprusinde a sie mi schidan a tie suspento sponoschi dana con solo a mie si scuri gassa die in tempo de anneo frena e armonia s'anima canta e canta canta e canta pro a tie sagrados cantos sagrados cantos paren que tanque los Olana levios pro a tie. S'anima canta sagrados cantos plena e armonia s'anima canta e canta canta e canta pro a tie sagrados cantos sagrados cantos paren que tanque los levios pro tie. Maria Giovanna Cherchi ha aperto il suo album, il suo disco e ci ha portato appunto in questo viaggio musicale e adesso io a nome Che della Leva meraviglia. 79 ti devo dare questo piacevole Grazie. ricordo, ti Voglio ringrazio molto. Per di essere- vedere. Grazie a voi per questo invito tanto gradito. Spero di potervi abbracciare presto, magari di venire in concerto. Sarebbe per me davvero un bellissimo regalo. Guarda, qui ci sono tante occasioni di festa qui a Fondi, veramente tante. Spero. Io ho detto appunto anche di questa tradizione equestre de Sistan Giartu, che è questa cosa bellissima che io ho visto stasera, ma questa racconta solo di una parte della tradizione equestre che c'è in questo paese, perché poi
poi tra l'altro ad agosto si corre anche un importante palio, insomma, quindi c'è un rapporto molto molto intenso. Però al di là di tutte queste cose noi ci dobbiamo fermare perché insomma la pubblicità incombe, quindi linea alla regia, Robertino De Martis, e poi torniamo subito col finale di questa prima parte, perché poi ne avremo ancora un'altra. Con questo applauso riprende la nostra trasmissione che fra qualche istante si concluderà peraltro nella sua prima parte, perché poi come vedremo insomma avremo ancora molte cose da raccontarvi sotto il profilo musicale, culturale e della tradizione popolare più in generale. Tornando alle tradizioni di Fondi, adesso vivremo il canto a tenore ancora una volta, anzi a concordo meglio, e qui si esprime in questo modo la denominazione del canto a più parti, del canto a quattro voci, con Savò che è il solista Francesco Bottaru, giusto? Poi su basso è Giuseppe Nonne, Andrea Casule Ontra e Cristian Muntone Mesuocche. Loro ci proporranno un canto a poche note, come si usa in questa circostanza, e poi subito dopo avremo modo di ascoltare anche un brevissimo ballo torrao. Ma mi fa piacere insomma sapere che loro hanno voluto dedicare il Concordu a una chiesa campestre dove tra l'altro si vive una festa molto partecipata, è quella appunto di San Cristoforo, Santo Cristolo, ed è una formazione che praticamente ormai è già consolidata, perché insomma dal 2008 che racconta il canto attraverso le armonie e melodie così suggestive del tenore, o meglio appunto del Concordu Santo Cristolo. Salute o Maria Immacolata, ed orraggio do cammino. Meritas de ese premiada que se mamma e su verbo divino. Un milenzo di che si inchino che conta su una mamma prelibata. Speranzioso è dare recreo, agradecido Gesù, saluto mio. Speranzioso è dare recreo, agradecido Gesù, saluto. Agradecido cammino, che meritas de ser premiada, che seja mamma e su verbo di. Ma che seja mamma, che seja, che seja, che si inchino, che conta su una mamma prelibata. Un milenza di che si inchino, che conta su una mamma prelibata. Che conta su una mamma, che conta su
speranzioso e dare recreo agradecido su saluto mio. Quando chiasamente concedo liberamente te o patria prepotente mi sento subito e una lacrima ardente mi fa che te amare Razi calara mia bramosa Razi calara mia bramosa Razi calara mia bramosa bella segura roba che fritas Hilende conservata in testa Abbas che s'aspettava e sprecano da e fritte brostare su nettare e fritte in brostare su nettare e fritte in brostare su nettare ma esta zombagna fritas de zorno pensas verdes campana annocciolas de vagano pensas verdes campana annocciolas de vagano e tu è gentile sbriga e tu è gentile sbriga su ma esta zombagna fritas de zorno pensas verdes campana annocciolas de vagano Peculiar campana che super il terremoto in rosa del canidore un po' basolo però è scuso e a bosolo in braccio la mente in coro un erbano senso si vede uno tempo godea s'amore uno tempo godea s'amore maestro las fritas de sol fresca abundante pura e cantas fresca abundante pura e cantas fresca asordada sopra doctor de mano e a pinte giocò e alla nuova detrás armoniosas flechas de contrabando los dados afuera ojos de moro hanno guiosamente concedo libero hanno guiosamente concedo libero e tu è gentile spriga su gozo e tu è gentile spriga su gozo dai al frutto vano tutto si dai cos'almeno sempre partito abbaschi salpicciata si sprecano e fritte in poco stare su nettare e fritte in poco stare su nettare andare a mare e fritte in poco stare su nettare hanno chi a semente concedo libero a patria potente mi sento subito e una lacrima ardente mi fa che ti amo se calare mia bramosa solo de se calare mia bramosa solo de
si callaran mias bramos azul Bene, su un cordo tanto vistoso anche a voi diamo naturalmente il ricordo del Comitato Leva 79. A proposito, possiamo avervi almeno una parte qui sul palco? Grazie ragazzi, voi vi potete pure accomodare, però io vorrei chiudere questa prima parte della trasmissione con intanto Raffaella Mureddu che è presidente, ma tutti quelli che è possibile avere qui sul palco. Raffaella, vieni insieme al comitato della Leva 79, così possono fare davvero un applauso bello e caloroso per dire grazie per tutto questo impegno, per questo lavoro, quanto avete lavorato, veramente tanto. Io sono molto felice, vi ho ringraziato anche in apertura perché per me quest'oggi è stata una immersione totale. Io da stamattina ho vissuto un po' alcuni aspetti della vostra festa, ho potuto godere della vostra calorosa ospitalità e accoglienza, per questo ve ne siamo molto molto grati. Però ti vorrei chiedere, Raffaella, insieme ai tuoi amici come voi, state qui al centro, qui vieni un po' di più, meglio, così vi vediamo tutti, eccoci qua. Oh, Raffaella, vorrei capire come avete visto, voi che siete giovani, io sono anche particolarmente felice perché voi siete della Leva 79, mia figlia Nicole è nata nel 79, quindi io amo molto questa classe, questa leva. Devo dirvi questo, voi siete giovanissimi, vi siete portati appresso questo carico di responsabilità che è così importante per, come dire, per la vostra comunità. Come avete vissuta questa esperienza? L'abbiamo vissuta decisamente con molta responsabilità. È circa da 20 anni che più o meno le leve si susseguono nell'organizzare i preparativi in occasione dei festeggiamenti della nostra, e lo dico con orgoglio, Madonna dei Martiri. È un caso che siano i 37enni, semplicemente perché quando iniziarono fu appunto una leva di 37enni che decise di incominciare. Abbiamo preso il testimone da chi ci ha preceduto, nei giorni successivi alla Festa dei Martiri del 2015 abbiamo avuto un intero anno di lavoro per poter insomma recuperare i soldini che ci hanno permesso di realizzare tutto questo. Tutto questo avviene grazie alla collaborazione con la comunità fornese che, essendo stata sempre presente nei piccoli eventi che siamo andati a creare, ci ha permesso appunto con il loro importante contributo di rendere tutto questo operativo. Abbiamo deciso di puntare nelle 4 serate un po' al cabaret perché abbiamo creduto che abbiamo veramente pensato che la gente abbia tanta voglia di ridere, visto il periodo che stiamo vivendo, e poi alla serata di oggi dove il folklore e soprattutto il folklore fornese doveva essere protagonista. Bene, grazie. Un'ultima cosa, quanti siete? Quanti sono i ragazzi della Leva del 79? Le leve sono sempre più piccole. Siamo circa una 50, una 30 operativi perché molti per via di lavoro comunque sono fuori, non hanno potuto partecipare. Una 30 durante questi giorni, ma abbiamo avuto periodi in cui siamo stati anche molto meno, però ce l'abbiamo fatta. Allora, grazie per tutto questo vostro impegno, grazie davvero. Anzi, facciamo una cosa, noi chiudiamo questa prima parte televisiva e per chi ci segue da casa sarà fra una settimana, sabato prossimo, l'appuntamento per la seconda parte. Ci sono ancora molte cose che vi dovremo raccontare qui dalla Basilica dei Martiri, appunto di Fonni. Però io vi chiedo, state qua perché fra 30 secondi noi riapriamo la trasmissione che appunto per loro sarà fra una settimana, ma noi subito, così riapriamo anche il secondo appuntamento sempre con voi, va bene? Quindi, anzi, non pubblicità, ma chiusura. Grazie amici di averci seguito, ci vediamo sabato prossimo. Adesso io vi regalo l'applauso di Fonni, ma poi sarà lo stesso che vi accompagnerà la prossima settimana.